No, I'm not a writer. Lunedì 10 settembre 2018. Non sono molto contento, non riesco a smettere di fumare. È una cosa che mi dà molto nervoso. Io, a causa del fumo, della nicotina, ho questi svarioni, ogni tanto un po' gli arti, diciamo, informicolati, no? Un po', insomma, saranno anche le arterie un po' incalcate, no? Risolvo il tutto aumentando un po' l'acqua, per carità, però il fatto è che quando hai finito di fumare dici ok, sì, è l'ultima, sono prontissimo, basta, mi ha rotto le balle, no? Anche perché insomma sei appesantito, hai tutti i postumi e tutto quanto. E dopo, quando ti passa l'effetto nicotina o comunque l'effetto fumata, come posso spiegarti questa dipendenza? Diventi sì nervoso ma molto molto irrequieto, perché è una cosa proprio quotidiana, no? Anzi, più che quotidiana, è una cosa proprio che sei abituato a fare di continuo, no? Il fumare. Provi anche con la sigaretta elettronica, ma non riesco più con la sigaretta elettronica. Ecco, tutte a caso sono anche droga. Porca troia. Devo trovare un sostituto al gesto della sigaretta, sostanzialmente. Io oggi ero anche partito bene, no? Sono stato tutto il pomeriggio senza fumare, ho detto ma quando torno poi nel camper, al posto della sigaretta scatto delle foto, faccio dei video, cioè faccio un qualcosa di creativo, no? Perché poi sai, le sigarette, o comunque il surplus di sigarette, no? Quel livello che ti fa star male ti toglie anche le forze, la voglia di fare, no? Hai capito? E quindi io dicevo, ma guarda, al posto della sigaretta facciamo le foto e tutto quanto, ok, tutte le migliori intenzioni. Poi arrivo qua e niente, le corse per venire qua a farmi su una zicca è dura. È dura perché poi senti tipo il braccio sinistro qua sotto l'avambraccio. No, male, quello è l'infarto. Non siamo ancora arrivati a quel livello lì e c'è poco da ridere. Ma diciamo che ti dà quell'effetto di quando hai tipo il braccio addormentato, perché magari ci dormi un po' sopra, eccetera, no? Che tu provi a muoverlo e hai dei rallentamenti, diciamo, nel comandare quel braccio. E questo fondamentalmente è stato anche il motivo di tutte queste mie, come si dice, vertigini che avevo quando andavo non tanto in montagna, ma in certe situazioni, in certe colline, eccetera. Perché, non avendo il controllo perfetto del tuo corpo, percependo questo rallentamento tra quello che vorrebbe ottenere il cervello e quello che in realtà dà come risultato l'arto, il braccio, tu ti vai in tilt e quindi dici no, cazzo, no, non ho quella sincronia sufficiente per stare in equilibrio per fare certi percorsi, e quindi giustamente vai in protezione, quindi vai in panico. Che famo oggi? Puntata sul fumo? Beh, perché no, insomma, è anche un argomento trito e ritrito, ma probabilmente non ritrito abbastanza. Così bella che è la vita è uno spreco, ma non mi sto riferendo al discorso della serie fumi, ti ammali e muori, no, no. Proprio al discorso che, come anticipato prima, il fumare ti appesantisce non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Ti senti spossato, non hai quelle voglie di fare, spaccare, brigare e tutto quanto, no? E là dici, cazzo, cioè, io i danni li ho quotidianamente, cioè li percepisco in tempo reale, dagli svarioni chiamiamoli formicoli agli arti, alla spossatezza, e nonostante ciò non riesco a smettere di fumare. Questa è una cosa, vedi, è strano, perché vedi come ha i suoi doppi giochi anche la mente umana. Io adesso no, volevo prendere e andare a buttare via il tabacco, no? Però dopo no, dici no, 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 io ce la faccio, non ho bisogno di fare queste cose, voglio stare tranquillo che il tabacco ce l'ho lì e ce la faccio a smettere senza il tabacco. Questo probabilmente sì, è un prendersi avanti della mente che dice sì, io smetto, ma in caso di crisi, in caso in cui non dovessi farcela, in caso in cui dovessi arrendermi, ho il salvagente, cioè ho il pacchetto di tabacco, no?
Però, vedi, questo arrendersi è troppo facile. Questo arrendersi avviene quotidianamente più volte al giorno. Cavolo, avevo pure iniziato bene con la cicca elettronica quella volta. 7 mesi! 7 mesi senza fumare e a fumare la cicca elettronica. Poi cosa è successo? Mi è caduta il giorno prima di andare in Francia, che poi raccontiamo la storia a 360 gradi, perché quella è stata la ciliegina sulla torta, no? Praticamente vado a trovare mia mamma e lì in negozio nel paese dove lavora e mi dà la mancia, no? Mi dà che 100 euro, insomma una bella mancia, no? Quindi sai, poi te la dà la mamma, quindi ha tutto un altro valore. Cosa succede? Eravamo a mangiare fuori e porca puttana non trovo più la mancia. E allora lì in panico, non tanto per i 100 euro, ma per il fatto che quei 100 euro me li aveva dati la mamma. Cioè, capisce? È molto brutta come sensazione, veramente orribile, ti assicuro. Cioè, piuttosto preferirei perderne 700 di tasca mia. E allora vai in ristorante, chiedi, stress, corsa, caldo, poi piena estate, faccio gli anni a luglio, e niente, non si trovano i soldi e nel cercare mille volte nello zaino se erano scivolati da qualche parte, mi è caduta per terra la cicca elettronica che ovviamente si è rotta. I 100 euro poi li ho trovati, erano bucati nello zaino, non mi ricordo dove, e fatto sta che però tutto questo sommarsi di stress più la rottura della cicca elettronica ha fatto sì che io ero iper nervoso. Mia mamma, che è tabacchino, mi ha visto e ha detto vai tieni qua dai, e mi ha dato un pacchetto di tabacco e da quel giorno, sì, se non me l'avesse dato lei l'avrei preso anch'io, cioè, non è che non ha nessunissima colpa lei. Però faccio per dire, da lì appunto anche se l'ho spedita in assistenza, comunque ero partito 2 settimane via per le ferie, quindi no, sigarette di scorta non ne avevo, gli atomizzatori non funzionavano e vaffanculo. Niente. È stato il fatto della cicla elettronica che si è rotta, sì, è stata forse a volte penso anche un po' una scusante. Però vedi, ero arrivato a quel punto che fumavo solo la sigaretta elettronica, no? E la sigaretta normale non è solo che mi faceva schifo, era infumabile. Una volta o 2 volte avevo provato perché ero in compagnia, mi avevano offerto una cicca di tabacco a fare 2 tiri, non ce l'ho fatta. Cioè, proprio è come la prima, cioè, come la prima cicca non ce la facevi, no? E fatto sta che siamo arrivati appunto a questo punto che la sigaretta elettronica non l'avrei mai sostituita per il tabacco e adesso invece fumo promiscuo, ma la sigaretta elettronica è proprio una specie di piccola distrazione per quei momenti in cui magari il mio corpo dice no, ok, Yuri, dacci un taglio perché qua mi hai rotto le palle, c'è troppa nicotina e c'è troppa combustione nei polmoni, perché in fondo è anche quella, no? Per quanto riguarda la combustione, nella sigaretta elettronica ovviamente non ce l'hai, è un vaporizzatore, quindi è vapore ciò che tu inali, no? Quindi hai una base che è composta da glicole propilenico, glicerina vegetale, aromi alimentari sostanzialmente e la nicotina, che per carità resta un veleno. La nicotina è colei che ti dà quelle sensazioni di microparalisi. Un avvelenamento da nicotina può darti paralisi vere e proprie, anche a livello proprio respiratorio e cerebrale, però in piccole quantità, essendo comunque un veleno, ti dà queste brutte cose. Quindi anche se nella sigaretta elettronica è vero sì ce n'è meno, però insomma anche con quella scopro e riscopro di avere delle difficoltà anche lì, no? La fregata, se ne parlava prima su Facebook con un mio amico del tabacco o delle droghe in generale, è la dipendenza, perché non è nulla il danno che ti fa. Il corpo umano si rigenera, il corpo umano si ripristina, ha un suo libretto di istruzioni che è il DNA e ogni volta che avviene un qualcosa, un taglio, un qualcosa, il corpo si rimargina fino a farlo ritornare come era prima. Idem un po' le malattie, tutto quanto, no? A meno che vabbè non siamo a livelli troppo esagerati, chiaro. Però nel caso delle dipendenze non vale questa cosa, perché il corpo non può mai rigenerarsi, cioè lui si rigenera, quindi investe, spende anche delle energie, delle risorse, no? Che potrebbe investire per altre cose o per ripristinare altre magagnette,
per sistemare i danni del fumo, no? Però continuando e continuando e continuando capisci che sei sempre lì, cioè è sempre costantemente nella fase di ripristino e tu sei sempre costantemente in merda. E ti racconto un po' come funziona. Ho appena finito di cenare, adesso sì, c'hai la voglia della cicca, può essere l'ultima cicca della serata tranquillamente, cioè, però più tu pensi e dici non la fumo, non la fumo, non la fumo, più ti sale la voglia di fumarla, capisci? Quindi domani è un altro giorno, domani vediamo. Per oggi mi fumo adesso la cicca del dopo cena e dopo basta, ovviamente, quello vabbè, non lo vedo assolutamente un problema. E dopo domani vediamo, casomai proverò a contarmene. Tipo 3 al giorno, una la mattina, una dopo pranzo e una dopo cena. O forse meglio iniziare prima con 4. Una prima di cena e una dopo cena. Sì. E adesso si è appesantito, no? Vabbè. Allora, consiglio ai giovani. Non iniziare perché fumare è bello, è proprio quello il problema. È un po' come dire, è bello andare con la tua macchinetta, col Ferrarino, dentro i fossi, in acqua, al mare, ok, sarà anche bello. Lo fai 2, 3, 4, 5 volte, la macchina inizia a marcirsi e dopo vedi che non è più bello.